Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Serra Talk Show su Social. Oggi è giovedì e parliamo di Cagliari-Lazio. Partita importante per entrambe le formazioni, ma ovviamente noi guardiamo con un occhio di riguardo quello che succede in casa Cagliari. Dopo la bruttissima prova in quel di Torino contro la formazione di Paolo Vanoli, è evidente che i tifosi, lo potremmo dire tutto l'ambiente, quindi anche gli addetti ai lavori in società, si aspettano davvero una prova di carattere, si aspettano una prestazione sicuramente molto diversa da quella vista a Torino venerdì sera. Si gioca lunedì alle 20:45 e soprattutto si gioca dopo che tutte le altre hanno giocato. Questo è sicuramente un punto di vantaggio, però è evidente che giochi contro una squadra sicuramente avvelenata dopo la sconfitta interna bruciante 2-1 contro la Fiorentina all'Olimpico e che verrà a Cagliari convinta di fare un sol boccone. Cagliari-Lazio evoca ricordi non belli per quanto riguarda la sponda Cagliari. Ricorderete il Cagliari di Maran che fino a praticamente a tempo scaduto vinceva 1-0 e c'era la possibilità addirittura, pensate, di agganciare il terzo posto in piena zona Champions praticamente alla fine del girone d'andata. Bene, quella sconfitta che arrivò con la bellezza di 8-7 minuti di recupero da parte dell'arbitro, poi capovolti, ricorderete, ahimè, i tifosi cagliaritani ancora oggi ricordano il gol di Caicedo alla fine, praticamente allo scadere del settimo minuto di recupero. Bene, da lì ci fu il crollo della squadra di Maran che poi fu affidata anche a Walter Zenga. Detto questo, il Cagliari va a giocare una partita, dicevo, molto delicata perché appunto ci sono un paio di scontri diretti, perché il Cagliari arriva reduce da una bruttissima prova contro il Torino e perché comunque il mercato ancora attende certe risposte. Definito, come abbiamo visto, in maniera molto positiva l'arrivo di Caprile dopo aver di fatto bruciato due portieri come Scerri e Scuffet, il Cagliari oggi può chiudere praticamente il calciomercato con la cessione di Vietesca al PAOK e di Azzi alla Cremonese, con le orecchie aperte per un attaccante, perché se è vero che al momento la Padula resta ancora diciamo così ancorata a Cagliari, però l'offerta che è arrivata dallo Spezia sembrerebbe solleticare l'attaccante peruviano, perché si ritroverebbe a essere protagonista in una squadra che punta decisamente al ritorno in Serie A, probabilmente la promozione diretta, e poi il Cagliari stesso che monetizzerebbe comunque la cessione di un giocatore, di un attaccante non più giovanissimo, ormai 35enne, e soprattutto in prossimità di scadenza di contratto, perché la Padula, diciamo, a giugno terminerà la sua avventura in rossoblu e la sua età non ha alcuna intenzione di rinnovarlo. C'è poi la questione Augello. Sull'Unione Sarda di oggi il collega amico Alberto Masu ha sollevato, o meglio, ha lanciato l'idea che il Lecce sia cointeressato al laterale sinistro del Cagliari, ipotesi confermata anche dagli addetti ai lavori, ma nel senso del mercato calcistico, ma parrebbe che il Cagliari non si voglia disfare del terzino sinistro milanese, non fosse altro che innanzitutto lui si trova molto bene in città in Sardegna, ma c'è poi anche il discorso del possibile sostituto. È impensabile che un intero girone di ritorno possa essere fatto solo con Obert, vuoi perché appunto non c'è il ricambio, vuoi perché hai venduto Arzi, che comunque è un laterale, e vuoi perché comunque è, diciamo, giovane. Obert fondamentalmente è ancora poco più che ventenne, quindi davvero è un rischio comunque rinunciare a un laterale trentenne
con molta esperienza in Serie A, anche se va detto che il contratto di Augello scade proprio a giugno 2025, quindi vedremo cosa e quali intenzioni avrà la società del presidente Giulini. Presidente Giulini che, dicevo, si guarda attorno per quanto riguarda gli attaccanti. Se dovesse andare via la Padula è chiaro che tutto dipende dai tempi, perché se va via a mercato praticamente quasi chiuso, ci si dovrebbe preoccupare di far arrivare a Cagliari un attaccante in base a quelle che sono le richieste, le proposte che il mercato offre, che non sono tantissime per ovviamente i soldi di cui dispone la società rossoblù. Si fanno i nomi soliti di Shomurodov, anche se sembrerebbe promesso sposo al Venezia, si fa il nome di Dessers, che già piaceva alla società rossoblù. I nomi sono questi, il problema è capire come si andrebbe a inserire in una tattica, quella di Davide Nicola, che prevede due laterali larghi, in questo momento Zortea e Felici, e una prima punta piccoli. Ecco, credo che se si dovesse fare un ragionamento di questo tipo bisognerà capire se si ha la possibilità di cambiare modulo oppure ancora di più utilizzare, quindi prendere un attaccante esterno, non proprio una prima punta. Va detto che per il momento però l'attacco è solamente sulle spalle di Piccoli e questo ovviamente sta emergendo in questo campionato, la fatica di arrivare in zona gol, la fatica di riempire l'area, l'abbiamo già affrontata più volte in questa stagione e vedremo con la Lazio, perché la Lazio ha comunque due difensori centrali molto, molto forti fisicamente e ha due laterali molto rapidi. Il Cagliari soffre tremendamente i laterali rapidi, l'abbiamo visto in occasione tipo col Torino. Vedremo, l'importante è non dare troppo campo agli esterni laziali perché purtroppo la stagione di quest'annata, insomma, questa stagione del Cagliari ha sollevato il problema della tenuta difensiva. Un Cagliari che comunque mediamente subisce almeno una rete a partita, se non di più, raramente appena tre occasioni, appena tre occasioni poi di fatto ha terminato la gara senza subire reti. È evidente che questa è una squadra che prima deve pensare a non prenderle e poi eventualmente a realizzare il gol. Però è anche vero che contro le grandi squadre, se giochi solo per difenderti, prima o poi la giocata e il gol lo prendi, soprattutto se fai entrare gli avversari in area di rigore, perché basta un mezzo falletto, abbiamo visto con il VAR, una mezza spinta o semplicemente un intervento fuori tempo, il rischio davvero è che tu butti alle ortiche comunque un'intera partita fatta di attenzione, fatta di approccio difensivo. Il Cagliari ha bisogno di ben altro e vedremo poi soprattutto le scelte del mister Nicola, se ci sarà la possibilità di rivedere Macumbu e Adoppo dal primo minuto e Viola trequartista, se cambia e magari conferma i giocatori che hanno giocato la partita, ahimè, non bella, quindi darà loro un'occasione di riscatto. Non sono previste squalifiche, ovviamente ancora ai box lungo degente il buon Luvumbo potrebbe essere disponibile per la prossima partita, vedremo appunto quali saranno le scelte del mister Davide Nicola, però è inutile dire che tutto dipenderà anche dai risultati delle concorrenti dirette che si avranno in questo weekend che ci aspetta. Ci sarà la possibilità ovviamente di cuffare in questo caso, è brutto dirlo, però è anche vero che il Cagliari al momento è fuori dalle secche della bassa classifica, ma comunque parliamo di 2 punti di distanza, quindi non bisogna abbassare assolutamente l'attenzione e bisogna soprattutto pensare che questa è una squadra che deve conquistare la salvezza giorno dopo giorno, partita dopo partita. L'esempio Genoa lo dimostra, una squadra che era sotto in classifica al Cagliari, poi piano piano, grazie al cambio di allenatore, ma anche ad alcune scelte, il Genoa si è risollevato, che non è al sicuro, per carità, ma di sicuro è molto più al sicuro adesso rispetto al Cagliari. Vedremo, perché l'esempio Parma, che hanno speso tanto, però il fatto di affidarsi a tanti giovani, ovviamente tu hai la possibilità di giocare bene, ma con alti e bassi. L'esempio è stata appunto la squadra di Fabio Pecchia, che ha perso una partita che di fatto meritava di vincere al San Siro contro il Milan. Dicevo, Cagliari-Lazio, ore 20:45, vi do appuntamento a lunedì sera, dopo il primo tempo, per 45 minuto, con Norisa Rosso-Blu, con Effetto Serra, con Gianluca Loci e Bruno Corda, Federico Parmas, vedremo se ci sarà, per commentare insieme il primo tempo, proprio tra
la squadra di Davide Nicola e la squadra di Marco Baroni, che tra l'altro squalificato non sarà in panchina. Bene, grazie a tutti, buon weekend. Ciao.